Incredibile, incredibile, incredibile. Come è incredibile quello che sta accadendo nei nostri comuni. C'è una parte, 2014 c'era il Basso Tagliamento e il Basso Livenza, che gestivano le acque Basso Tagliamento e Basso Livenza. Un bel giorno hanno deciso di confluire a nozze e hanno dato vita alla LTA, Livenza Tagliamento Acque, che gestiscono appunto la depurazione, gestiscono varie, diciamo, situazioni legate appunto alle acque, bianche o nere che siano. C'è una parte del Friuli occidentale che ricade non sull'idrogea ma su LTA. Può essere. Però io sono stato il primo che è venuto a conoscenza, ha fatto scoppiare un casino micidiale, mi spiace, ma il mio lavoro è proprio questo. Succede che una persona oggi, domani, cominciano ad arrivare le raccomandate e cominciano ad arrivare delle bollette o fatture astronomiche. 600, fammi vedere la bolletta, c'è una bolletta in particolare, quella che ho pubblicato su Facebook, che poi qualche altro ha pubblicato scrivendo da Facebook, mettete anche il 13 che è meglio come faccio io sono corretto, quando prendo le foto, prendo i video, metto sempre chi le posta, per correttezza, Siccome era arrivata a me l'avevo postata 678 euro entro il 30 dicembre 2019, ma attenzione, LTA ti dice ti mettiamo anche 3 dentro, bollettini che puoi pagare in 3 rate, no? Sì, però ci metti la sovrattassa. Non è colpa del cliente o del cittadino che oggi arrivano queste cose dal 2000, qualcuno ha sbagliato e allora dico sbagliando puoi anche dire hai 3 anni, scusate, hai 3 rate per poter assolvere a questo, diciamo, a questa somma, ma non ne metti il sovrapprezzo, perché questo è un ulteriore schiaffo al cittadino. Io la vedo così, quindi non capisco le giustificazioni del Presidente. Può andare anche dal Presidente della Repubblica, parlo da semplice cittadino, ad una persona che mi ha scritto ieri, sono arrivati 978 euro, lavoro da solo, lavora con 2 figli e non sa dove tirare fuori i soldi. Allora dico, la signora Maria, che è nel mio cuore, che prende la pensione sociale, dove cavolo, e uso un eufemismo, tira fuori i soldi? Allora, lo dico con tutto il bene, invece di fare magari sedi faraoniche da 4 milioni e 8 come ho letto, forse bisognava ridurre un po' la sede e in qualche modo venire incontro. Ma il tema è, e ho il sindaco di Zoppola, di Fiume Veneto qui, Jessica Canton, il bello è che i contratti, però, nessuno ha firmato dei contratti con LTA per, diciamo, poter poi, ma dicono, ma è la legge e la controlegge. Perché Fiume Veneto si è trovato in questa situazione? Questo è il concetto. Certo. Le devo dire che proprio un suo collega mi ha notiziato dell'emissione di queste bollette la scorsa settimana. Io, come anche scopro quantomeno il sindaco di Casarsa, Lavinia Clarotto, non sono riuscita a confrontarmi con il sindaco di Zoppola, ci siamo trovate nella stessa situazione. Abbiamo scoperto, chi da un suo collega, chi dai social, dell'emissione di queste bollette che prevedevano una novità, diciamo, rispetto a quello che era il percorso comunque viziato degli ultimi anni, cioè prevedevano un'annualità in più rispetto a quello che era il percorso, come ribadisco, già viziato purtroppo degli ultimi anni. Io sono stata contattata poi lo stesso pomeriggio dal Presidente, al quale immediatamente ho espresso tutto il mio disappunto per aver appurato di questi invii da un giornalista e non dal presidente di questa società. Minimo, no? Dico, minimo. Esattamente. Ne è seguita una richiesta formale scritta che ho inviato a Mezzopec alla società lunedì mattina e per conoscenza anche all'Ausir, quindi nella consulta d'ambito, con la quale ho ribadito il mio disappunto e ho espresso 3 richieste. Ho chiesto, anzitutto, ho ribadito una richiesta che avevo già fatto 1 anno e mezzo fa al Presidente, ossia quella di avere un front office non come c'è già in altri comuni, perché mi rendo perfettamente conto che non ha senso moltiplicare, ma un front office nei momenti di emergenza, come possono essere questi, perché il mio comune è subissato, i dipendenti sono subissati di richieste. Giustamente, dico, i cittadini hanno come primo interlocutore il comune, loro vedono noi, però noi non siamo in grado di dare risposte, né dovremmo essere noi a darle. E mi è spiaciuto
sentire che il Presidente si sia, non so, forse scarsa memoria, ma non ricordi o ricordi invece di aver negato questa mia richiesta, alla quale invece, ricordo bene io, di fronte anche alla mia giunta aveva espresso il suo parere favorevole. Prima richiesta, quindi ribadita, di uno sportello di front office per affrontare queste emergenze. Come se ha l'idrogea, no? Esattamente. L'idrogea ha uno sportello che il comune può comunque inviare all'idrogea se ha dei problemi. Certo, perché se paradossalmente, questo ovviamente è una provocazione, dovessi imputare a LTA i costi del tempo che i dipendenti del comune di Fiume Veneto hanno trascorso e impiegato in questi giorni per dare risposte ai cittadini, ecco, quindi non farei troppo, insomma, ripenserei a quelle che sono stati gli intenti che sono stati dimostrati l'anno scorso. Seconda richiesta che ho fatto è quella di prevedere una rateizzazione il più ampia possibile, quindi non quelle 3 rate che sono state proposte, e so e mi risulta e ne sono certa che LTA questo lo può fare. La terza cosa importante, perché è anche un messaggio: togliere gli interessi di mora. È ovvio. Come se fosse colpa del cittadino. L'invio delle bollette costituisce un atto di interruzione della prescrizione. Esatto. Questo vuol dire che non è assolutamente prevista l'applicazione dell'interesse di mora. Si interrompe la prescrizione, non si vanifica il credito, però lo si può richiedere negli anni successivi. Non ho ricevuto risposta ad oggi a questa mia richiesta, a queste mie richieste. Domani mattina, visto il silenzio del Presidente Vignalduzzo, domani mattina invierò una richiesta formale di incontro pubblico, nel quale il Presidente, anche a me. Certo, senz'altro, spiegherà. Mi spiace, Direttore, perché abbiamo sempre dimostrato con la società, che è fatta di direttori, tecnici, amministrativi, persone competenti, abbiamo sempre improntato il rapporto nella più ampia collaborazione, quindi francamente questo atteggiamento del Presidente un po' mi disturba. In questo caso possono essere stati bravi, non me ne può fregare di meno. Secondo me è stato, diciamo, visto che si parla di rispetto reciproco tra cittadino ed ente erogatore di acque, non c'è stato il rispetto. No. Assolutamente un ribadisco che non c'è stato. Tuttavia... E non mi è passato nemmeno per l'inticamine del cervello di andare a intervistare il Presidente. Preferisco intervistare i sindaci, proprio per quello che lei ha detto, perché il cittadino non va dal Presidente della LTA, va dal sindaco e dice: sindaco, cosa hai fatto? Dove hai firmato? Perché siamo con LTA? E non c'è peggiore sensazione, mi creda, Direttore, di non riuscire a dare delle risposte ai cittadini perché non rientra nelle nostre competenze. Jessica, aspetto che mi invii per conoscenza. Senz'altro, grazie. Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto.